benvenire. Allora, volevo solo fare un attimo un piccolo accenno, riassunto per le persone che si sono aggiunte a questo durante il cammino, in queste ultime sere. Quindi parlare un attimo perché facciamo queste serate, chi è Grimenda. Grimenda è un'associazione culturale che è nata nel 2007 e che si dà come scopo la conservazione della memoria del territorio. Per cui questo progetto, conservazione della memoria del territorio, adesso sono passata a parlare italiano perché non so perché, comunque in questo percorso quindi assolutamente rientra la nostra Veneca, il piemontese. Allora abbiamo conosciuto il professor Girardino, che è entusiasta, ha aderito a aiutarci al nostro progetto, quindi abbiamo avviato queste serate che si concluderanno il 14 giugno, quindi abbiamo ancora 2 incontri, quello di maggio, sempre secondo lunedì di maggio, secondo lunedì di giugno. Quindi volevo solo dare un'idea, perché ti dite, ma perché Grimenda si occupa di piemontese? Si occupa di piemontese perché il piemontese è la nostra storia, la nostra vita, è la lingua dei nostri padri e noi abbiamo il dovere assoluto di non perderla, di continuarla. Benissimo, detto questo, poi vi farò qualche annuncio in chiusura, passo subito la parola al professore che stasera ci parla di Nino Costa. Direi a tutti, buona nuova, questa che è la penultima, perché non chiediamo poi ancora 2, se va bene, se fa lì sul bar, non ancora 2 c'è già, ma a lei. L'autore Piama dai piemontesi. E andando al discorso su Nino Costa, io vorrei dire che sta in Luma a Cumboscuro come patria adottiva, in Luma i corsi multilingui per le masnà, multilingui per le masnà. Se il lei domanda di informazioni per le che vostra masnà a pia parte insomma, le amusement e scuola al medesimo tempo. Hai fanno vedere le feie, fanno vedere le bestie, fanno vedere le fiori, ma tutto l'anno lì hanno francese e hanno provenzale. Per il numero da scappare su una montagna, ma in inglese, pari grande. Dunque, quelli che avevano di informazione si stava di ma mi duraria fino a settimana ed è ancora a Brescia al me inglese e quindi andava su tutti i giorni fino al Raveto o ancora più in alto, ma minca misura spermoma e fuma d'esercizi in inglese e tutto si passa in inglese. Sono sì perché con Boscuro nell'ambiente magico e i fuma queste robe. Dunque, cui e cule antagoiauti per il senso di informazione, dopo avere un bel segno, ma già tutti i debri hanno pronti. E bene, hanno fatto tanta goi, dopo una galoppata, sono partiti stamattina a 3 volte da Cumboscuro per andare fino a giù a Versailles, a Fiucava, tanto a cambiare, ma che sede a Fiocca, per l'Anal, e Amsterdam che hanno tornato a casa i pudriatori in cura a Fiocca, l'estate in inverno, per domandare scaudesse alle poesie di poeta Piama dai piemontesi, Nino Costa. Nino Costa, la divina vita non è facile, perché la produzione a sua poesia capita di essere a cavallo dal periodo dell'era fascista e all'era antifascista. Antifascista non per politica perché era un ideologo, perché era una persona tan dolce, tan pazzia, tanta amante all'umanità e aveva il posto da professore, perché lo sa che a quell'epoca lì si teneva la tessera del partito, si andava né a Mustè né all'università né alle scuole e andai per compassione a un posto su una scala, una banca, e che per dignità su suo tavolino abitava il suo titolo vero, professore Nino Costa. E poi, senza dire
una parola a noi, ma proprio ne abbiamo fatto una parola. Le buttarsi a pubblicare anche al Birikin, tutti i servizi locali al Birikin, che era un giornale piemontese, ma non era un giornale da quattro, era un giornale dove si faceva critica letteraria, critica da teatro, dove si pubblicava dei romanzi, dove si pubblicava un barbarobe, una tiratura a 18.000 copie, qualche la stampa arrivava neanche alla metà, ha pubblicato poesie, pensa un po', a una povera figlia che le trovasse mare senza essere sposata a quell'epoca lì, e accompagna questa creatura, Mamina, che le libera per sì, il uomo disegna tan bella una mamma che l'ha presa lei la pupa alla masna, l'accompagna attraverso tutte le sue tappe. Perché? Perché costa la via una sorta. Chi è che Merci. Costa alla via un istinto a solidarietà per cui caievo crasa, per cui caievo buttata fuori dalla società per me. L'esempio sta in parete, le sono 2 o 3 poesie in cui sapeva bene sì, la solidarietà a costa del mai in meno. E Mamina aveva crocchila la vita, e per immaginare a quell'epoca lì aveva una masnà senza essere sposata. Lì era la condanna proprio grossa. E insomma, una poesia tanto charmante dove la coppia teneressa a sua mamma per sua masnà aveva proprio fuori. All'intitolata Falanana. Slute, posano così pian pianino la bella testa, fa la nana gioia lesta, fa la nana bumbunini, capisci bumbunini? Ti, it las niente che ti inganna, it las niente che ti s'aggrega, sarà io bella cugnina, fa la nana, dormi tranquilla. Bene sì, è mamina che dorme bene, è mamina che dorme, che sta sempre tra cattiva. Quando a lei una masnà, è sua mamma che la via, i suoi brutta scapovia e i diavolò avevano pa. Ma d'intorno a quell'etin che hanno giù i suoi d'oro, fa la nana bel tesoro, fa la nana pucciolina. Questa è la voce a Nino Costa, ed è una roba veramente sorprendente, veramente straordinaria. Lei dà a 2 anni a pubblicare tutte le smane, la poesia pareil, e vi sentite che Dussur è al di do per tutta Turin, più io memoria queste poesie. E non è mai sospettato che al professore come al Foucault, dal suo scala della banca, perché è lì che andai al lavoro per mantenere i suoi masnà, al fisso lavoro a queste poesie. Le sta in manca l'ultima delle poesie che Ansel Birikin le dice, i suoi Nino Costa. E sempre an questa vena alla tenerezza coppia, il suo un'altra bella poesia. Era innamorato di Nino Costa. Stasera sentiremo una canzone, quelle più belle, più charmante. Non canta, non si vede sì, nell'innombre adesso, ma dopo non canta, proprio intitolare Nivole. E di Roma chi caleca le cantate questa canzone lì, 3 finaggi in Francia. Era di Roma, un grosso poeta che le cantava. Mi devo dire la verità, lei ha leso la poesia in francese e lei ha leso la poesia in piemontese e in tutta onestà. Come che l'abbia parlato francese praticamente per 40 anni di mia vita, lei più calcola anche piemontese. Ma questa non è Nivole Brughe. Brasa Bosco, vi deve perdonare
ma è le poesie. E allora andiamo a piedi a 7 al Brassa Boschio. Le nicole brune commenço sul viaggio, picotti a canale la noite a cala, tra ombre che sauso, i sognas descalzo, per l'infetta pace, tanturna le cune. Le stelle temporaire, poi sempre diciare, sono tutte presenti, tra più la mente, meci, la safana, le lura della nana, ti mamma, su, duna, ti pronte la cuna, ti tante fortuna, racconta la storia, pescando la memoria, la storia è bella, fa goi la contela, na fiorans la rama, la storia della mamma e il cibo s'ancanta, la notte tutta quanta le passia, parfunda, i sogni a far la ronda, la busa di mamina, già fina, già sclina, le quasi smortasse, le notte più basse, son belle sarase, le cipe parpelle, via dalle stelle, mi cite alle pasiasse. Non capisco la canzone parei, le bella tanto, le slöja, a sguirra tan bene, la mia sera, pascoli, ma i più due volte subito che l'impianto è troppo diverso, il giorno fu pieno di lampi, ma ora verranno le stelle, le taci le stelle, nel rio c'è un breve di granelli, su Manelli, e dirò ad un 3 parole pianans, perché da dire ai suoi vers a Nino Costa che hanno accordo Pascoli, hanno accordo Guido Gozzano, hanno accordo Giosuè Carducci, ma con una differenza grossa. Nino Costa gli aveva una retorica, l'era la voce dal popolo piemontese e la via diciamo senza cantare come faceva il Carducci, qualaste, combattete, difendete, non è mai così. E questa è la storia, la poesia non è regionale. La poesia italiana è poesia nazionale, ma non popolare. Cam dice chi che la sera all'andormenze a ciapa poesia formale in lingua italiana non esprima l'andea per me. Lo fondi, ma serve perché lo fondi. Partuè, perché da parte certe corrispondenze, ma Nino Costa lo garantisce, era tanta gente contro le campagne che queste poesie esseria a memoria. E passiamo adesso a un tema fondamentale. Io ho già capito da Mamina che arriva bene alle persone povere, alle persone zeredate, alle persone casate. L'uomo sì, una poesia veramente straordinaria, che si chiama fraternità. I sainense sono buoni da dirlo senza femminile l'ermia ieri, ma le tantera. Allora, chi è fraternità? E poi con gli autisti capirete perché non fa niente l'ermia ieri. Anvei, Borgno, Mangamba, e ben piantato, le spalle quadre, il corpo robusto e dritto, aveva parlé da senti man ancit, che le strupi e rami da pietà. Trovanse su al mondo e disgraziato a soggiutasse, a non tirare profitto dai suoi malheur, al vei sostenne al cip, e il cip a guida al Borgno per la strada. A bisogno vedere i top mestiti di sta, come che sgodo l'ombra su le stelle. Sempre damsin, sempre pensu seduto, la gente che passa a svolta guardeie e con le 2 miserie che s'aggiunto a forma quasi una felicità. È passato. Costa alle Junche la nem vergogna a predicare la preghiera, il binto, come si dice piemontese. Per donare un esempio, intitolato orazione.
fe orazione alle trantesime. Eccola qui, orazione. I sebe che quando che ho citato abitavo a dormire per mostrare di perché e mia mamma la diceva sempre, Signore, piedade disgraziato, perché era proprio un disgraziato, combinava tutti i colori, saltava giù dal poulet, la vita sono andata estremamente al poulet e tutti i piedi pulini sono venuti grossi neri completamente, poi andiamo con la linksel bianca e i piedi pulini, sai lo che sono i piedi pulini, belle storie per lei, e mi incardiva che non sono a Sciamesa disgraziato. Allora, tutte le dire che non dicevo disgraziato, questi si dicono, ma lo capisci? Ma mia mamma le dimmi che disgraziato, no, gli hanno un nome, la sua pelle. Orazione. Nos Signore che sei in cielo e vede tutto, al bene e al male, e sia un buono e il peccato, che leve compassione di disgraziato. E a chi che prega il cuore e deve aiuto, non Signore che fa il sole e la rosa, che manda i rebelle e i momenti brutto. Stasera, con la voce piena di San Giù, il prego torna come la masnà. Ne per me, che giumai sono rassegnato della bambina che parla questa, e che spero più niente dall'avvenire. E facciamo mai una grazia per mia città, per ogni su, robusta e sviata, dei un'anima bella, e che in clarita sia un po' meno disgraziata. Questa è l'umanità accosta. E serve che quando che i giù dai Brandè sono andati da Chiel, e Chiel era già conosciuto come poeta a Turin, e poi in tutto il Piemonte, e l'andire non si costa, il vero fa parte della nouvelle vague, che le dice di che no, perché le dice mi dovessa buttare insieme alla scuola di poesia e dovrei rinunziare a essere sincero, a dire tutta la verità che penso. Non mai avuto vergogna di essere demodé, fuori moda, ma essere non che parlava sinceramente. Alla via la coscienza dal ruolo dal poeta. Il poeta doveva dire certe robe e doveva dire bin e ciaire. Adesso i passuma un aspetto dell'anima accosta, che è un aspetto che troviamo a Luis Oliveira, troviamo a Minin Pacotti, troviamo ad Alfredino Nicola. All'improvviso, io andiamo per malinconia. Malinconia è un pensante all'umanità. E alla Dio costa le robe più brutte della vita, all'andare proprio io, la guerra, la tortura, l'indifferenza, l'odio e le robe più belle, l'arte, la musica, la letteratura, la danza sempre, l'umanità. E andiamo malinconia improvvisa, mentre l'esble impara a queste belle poesie che accompagnava quando che gli andiva le malinconie. Roba nostra. Le 6 volumi di cittadinanza di poesie, sono 6 volumi e sono stati tutti stampati da un editore che è ancora adesso a Turin, non Castiglione per il D e Procurente, o vendi per posta con l'internet, che è Andrea Viglongo. Andrea Viglongo è il co-responsabile insieme a Pacotta della grafia piemontese. Ha dedicato tutta la sua vita alle edizioni, agli œuvre, le chaleuvre piemontese. Roba nostra è una pie canzone perdura. 64. Le malinconie costa. Canzone perdura, l'aria trasparente, e arriva sì da chissà che distanza. Chi c'è starsina come non lamenta, chi c'è lontana come la speranza.
da che segreta stanza una creatura che non è contenta con tutto suo cœur attraverso il mondo da slanza per far passare il sagrin alla tormenta, come dal cielo una nodula feria che prima di morire ancora una vira canta e aspira insieme alla canzone finia o dussa, o trista, o bella voce distanta, la tua tristezza e la tristezza mia si aspettano insieme ante l'aria tremolanta. Vedi, ed era molto ben semplice, asmiava nem a studiare, asmiava che queste canzoni gli su fuori dal cuore, e non faceva pensare in certi periodi una al dì. Ma mica hanno pubblicato 72 poesie, ma le fanno 280 e vivono ancora i manoscritti. E noi speriamo che una CD giù che ha scritto belle tesi, laurea su Petrarca, Boccaccio, ben, tutto bene, ma che gli fece che uno la scrivesse con una tesi di laurea, hanno su tutti questi manoscritti della nostra civilizzazione. E sono ricchi, aspettiamo che uno vada a piedi, vada a lessi, vada descifreie, vada pubblicare. L'esuma ad co un'altra bella canzone ad Nino Costa in tai momenti ad tristezza. 69, ma mia. Sempentis moralsi. Sola. Ant la noit, con noi rouge che spia, aie, lassù, una finestra illuminata. Chi che sarà con l'anima che via, antramente che tutta la gente ha già cugiato. Forse un povero vriega che ha famiglia, forse una mamma letta di una masnà, sarà annunciare d'amore o d'agonia. Poi d'un nas, poi d'un camera, chissà. Finestra lontana, finestra luminosa, chi vive messa all'ombra che t'imbrassa la tua vita profonda e misteriosa, mentre che guardo e penso a testa bassa da giovani per l'aria silenziosa e sento l'ala del destino che passa. I sere mi sono innamorato ben tosto quando che la vera ancora di 20 anni, la poesia napoletana, soprattutto di Giacomo. E è una poesia tan bella di Giacomo che l'ha intitolata Pianoforte Notte. E chi era sbuta alla finestra e assente la notte la lontananza a spiano, che suona. E poi sull'ultimo ringret, le napoletane smencion solenne, quando una bella voce vorrei sentire cantare, perché lo strumento basta lei e andaria una voce che canta. Costa gli ha sempre in pensiero quel che è al nostro destino, con che riserva questa misteriosa forza che è al destino o la provvidenza. Mi penso che da stamera sì ci sia un'altra poesia dettive la musica e le parole napoletane e niente che vada a psina, niente che vada a psina. E tutte le dire che i Belfemi un regali ma che in alta antologia di poesia napoletana, andiamo che stavare a e tutte queste belle robe, ma costa la via stu particolare, la spiritualità. Nessuno ancora una poesia antistavena perché a suo mano interessante queste robe. Chi i 6 mesi dal Pise Giacomo Leopardi la sera del dì di festa quando è la donzelletta che vende la campagna ma è la veggiota che si avvisa dei soveiti eccetera. I voloria che tenga in mente perché tutti penso che a scuola e fai questa poesia e i vise, i ricordi, la nostalgia cui che sviso dai dicono che è giù sono più neri. Ebbene, chi in una 2 vegiote che parlo e parlo un po' non che ha diso le 2 vegiote, per rasa vops, chi lo sente tratta. 2
veiote, Satans li sta su fa, mentre da fuori lenta caramella, pianin, a dispo la marella, la gran marella, dai tempi passati. Una citina svicia scarpantà, l'ancora antiena splura barilella. L'altra pistraca ma pidussa e bella, alle parei, alla Madonna dura. Ne ricordi? Oh sì, io mi ricordo. E poco a poco, la memoria, e mille figure, mille storie, con le frange e con i fiocchi. Ricordesse da lei, forse consola, però fra le due povere creature chi che parla le mar sempre una sola, lauta, ascolta, con la testa bianca pusanza la mano, con gli occhi nis e sbattuti, man che turno i sogni della gioventù, assenta ancora che i cose si scianca. L'amore, a sotto ingiusto, l'era provenu. Chi l'ha detto che no. Superba e franca. Adesso, di per di, la vita in manca, ecco, a ringretta al paradiso perduto. Le stai da brava, onesta e come sdeo, la sempre più al travaglio e al sacrificio, come meisine per calmare la freo. Ma quando si vede che tutto va alla fine, cosa vale mai? Darei avuto un giudizio se a quel pignanca ricordasse basino. E devo dire la verità, mi costa con tutta la smaliziamento, lese la poesia allemana, la poesia russa, e tutti i film, a finale, a pensare, a creuse, quando che les costa le tamme che sentissa quando una bella voce volia sentire cantare, perché era dritto al cuore di piemontese. Dopo lo sentirò mai. Quando canta tante al Piemonte e la gente piemontese. 30 Maker, sempre in Brassa Bosco, 97, e su ancora la canzone, scrive tante canzoni a nostalgia per Costa, e una fine. 30 Maker, a un giardino, sarà più d'erbe amere e triste e fior passire, al giardino al mia malinconia, nu fuori a me, le mai entra. Mi va che pota, quanti sono troppo su e quanti la pesti mia povera vita. In sé con un canton pare un'ermita e guardo i giochi di ombra e i giochi del sole. Quanta roba sgairà nel mio giardino, che da speranze e di illusioni perdute e tante rose che sono mai sciolute e tanti arcus che l'hanno bruciato il marino. Sai qual è il marino? Bene, perfetto. Ecco, laggiù, a tal fondo, quasi stanno tra le memorie e i sogni della gioventù, le belle rime che l'hai pas scritte, le bocche dolci che l'hai mai bastato. Da sotto i crisantemi che ancora a un guardo gli occhi che sono pieni dal mondo e scuotono 30 di me giù al parfum le care luci campasio e campardone, profili dispersi, ritratti, miniature si sposano verso me tra foglia e foglia. La fantasia che investe, che despeglia, torna a far vivere un po' sue figure, sotto una lena, a spazi, con sua tutina, sempre sbattuta da un cruce e una speranza, aveva perdenze, a base in lontananza, la bella testa scarpentata mia. Tita così, tra i girando e le giocate, una camisina rosa in tailleur bleu, ma una sensitiva con la bocca al feu e la testina parfumata violette. E poi, io mi sto in passato. Tanti parenti che sono mai più veduti e tutti quei momenti che sono perduti e ore d'oro, che sono più ritornati. Ma contro il sole, sciolto, li sta sarama, gli il corpo, i butonini ben affioriti, un'agonia e un gugnì. Io lo disegno di gugnì e gugnì, ma snare, tutto al mio avvenire, che Dio è riuto a kai cutina di mamma, d'intorno a loro, mentre la sciasta del bosco, la portina, le ciuente sulla muraria,
la pianta della tristezza e della vecchiaia, brasa vos e brasa vos. Gli associati andaria a smontelo, andaria a capirlo, a lei capiava si tema. Io trovo praticamente un modello, l'era proprio ma sua forza di immaginazione, immaginare come era dalla vita, aveva bene la famiglia a proposito, aveva bene la masnà, e vai a vedere le dire ai piemontesi, ma deve dire dalle cune veide, perché domani trovi la strada, bene da strangere. Profeta, Isaia deve dire Candida, mi mia che per lì sia un avvertimento grosso, guardare bene dalle cune veide, perché il male trovi le strade piene da strangeri. Adesso andiamo a vedere che poesia, mocite, robe da poco, poesie amorose al nostro caro Nino Costa, all'eraneno di Zuma sbuca, come calera l'idea, Luigi Olivero, o dal dire Costa, non Costa, in impacco, no, l'eraneno, però scrive robe tan graziose, e io una bella sì, che è più bella che tutte le altre, si chiama Alluvione, io conosco Alluvione, è tan bella, all'embrassa boschi, e Alluvione è praticamente també la barcarola dell'Angelo Proferi, una canzone, 63, un risumo che è proprio tan bella, Alluvione. Culcit Alluvione, al bosco, alla casina, per me l'era il cantone del paradiso. Io vedo ancora adesso la tua faccina che si stermava sotto il bruno vis e ha messo alle cioccolate e rosmarino tua bella bocca che voleva basino. Nini. L'ansima quello biot da mezzanotte un po' se la da così come due passarotti. Ricorda sto nini come che ero dus di tuo basino. Ti era un farfuglin pieno di capricce con una testina bionda dressolin. Mi era un masnaio senza giudice che mi spuntava appena in barbisin e tutti e due ero anche l'età gugliata che sciappa fe quando che l'amore guarda. Nini, l'ansima con lo bionda da mezzanotte un bot, stata così come lui con un bot. Ricorda sto nini, me che ero scias in tuo basino. I gridi pra facevo la serenata, dal snierbo Yarsinei la repetivo, la luna mi incatava con una snicciata, cercava d'andinare, non che lui facevo. Sarà contro me che mi da stringea e ti tiene tutta parfumata gasia. Nini, l'ansima con l'ubion, da mezzanotte un po', sarà così come lui rondolò. Ricorda sto nini, me che io caldo, il tuo basino. Adesso tizia una signora un po' passia e mi purtroppo sono più in giorno. L'età dell'amore, l'età della poesia, alle restasse nell'ansima, all'ubiò, tramessa le cioccolate e rosmarin che l'hanno sentito la scioppa al nostro basino. Le bella. E poi il Luma, la patriarcita. Il concetto patriarcita è una delle robe più difficili da spiegare per un piemontese dai piemontesi. La patriarcita è quella patria che andis costa la mia gente, è quel orizzonte che dis questi sono i miei finaggi, è quel parfume terra che una dis lo conosco, che sia la risera, che sia la collina, che sia il brick, la mia terra. Allora cercare convincere che mia terra era tutta la penisola e fa bene, ma quando che io le nasco in Piemonte, le cresco in Piemonte, e c'era le montagne, c'era il lac, c'era queste robe, e una voce più alta, più forte che parla. Questa è la patriarcita. Ma l'etco a fiertà per sua gente,
a essere fieri alla gente piemontese. Chi non costa a parlare in mar dei piemontesi che sono restanti a Piemonte, a parlare dei piemontesi in Argentina, dei piemontesi che sono a Bavora. E in sentuma a parlare a questa patria città in diverse maniere, come coscienza di un posto in tal mondo, in due che uno ha sempre legato a sua terra, a sua civilizzazione. Mi sono voltane, frutta madura, a una pia frutta madura, 24, proprio avantiata. Le fa bimbi longo a dei scorsi, perché le non è pubblicata, così le sodes, le mai stai pubblicate. Le trovavo una nota e le buttavo proprio chi all'inviare dal volume. Senti che verso. Mi sono voltato verso le montagne e la chiamai il nome ad me paese. Le bianche sime, libere compagne, sentinelle, postate contro il nemico, dal primo malasso agli ultime taragne, dal Fregius alla Sierra al Musnis, con la gran voce in fondo all'orizzonte, tutti i membri hanno risposto Piemonte. Avrei tanto coraggio per comporre poesie pareil quando chi poi in italiano e in francese già ben più si andiamo, è vera. Nostra poesia hanno dice sale paper, che ad loca consiste la poesia, tradas, nessuno. Avere il coraggio di parlare a tutte le guerre, non le sentite perché è una poesia lunga. Nostra poesia l'è in tal poeta d'oira, fresca parea una fior, una canzone di noira ed un sospiro d'amore. Trusiamo con frei breve per fare venire al nas rosso, isla e mostra beve, la doia già cudrosa. E a far pare la storia a tutta la letteratura piemontese. A parla dal Fieri, Balbo, Rosa, Cleiron, al Broveri, a parla del Goito, al Solferino, alla Drava, dal Volga, quando i nostri soldati sono andati a combattere in Russia. E a parla naturalmente a Turin. Chi aveva tanto a Turin? Finché sarà spluva da re il nostro fronte, finché sarà un gittuva in Slovenia dal Piemonte, fin tanto che ti spunte, violetta al messie, finché da re di monti ai fiori radgasie, finché saranno flotte antiatiglie Turin, finché sarà coperte la sera al Valentin, e finché il po' a Bimblana, passando da riva in riva, o poesia nostrana, ti sarà sempre viva. Arriva tan bene con la sua venga costa. E adesso il insomma una poesia dedicata proprio alla lingua piemontese. A marché la roba costa le mai chiamare al piemontese lingua, le sempre chiamare dialetto. Metà che suonava parei solo ingaggi e lo chiamava mag dialetto. Mi penso che avesse una fresa di ironia quando lo parlava, che è Brassa Bosca. Quintes, chi? Dal tempo di tempo, i veri, mia famiglia, l'hanno sempre descritto un dialetto strano. Di tanti anni la gioventù fioria, padrone, cacciaressa in italiano. La storia del mia gente, la poesia del mio paese, le dialetto rudi e sani, rangiano san gusto della rima e dell'armonia conviene dal San Monfrino e Calamzano. Ma prima antica amore, la prima fiamma che la scaudà al mio cuore quasi 3 mesi, le proprie anturinesi cambiavano in giro. E all'estate, in dialetto, l'ultimo sospiro, l'ultimo saluto che le svia mia mamma, le parole che scrivo male, ma piemontese. Io sono contento che l'abbia scritto poi Ansiacque dal Piemonte. È veramente una poesia famosa ad Giosuè Carducci, andò a parla alle doire d'Italia, eccetera.
io piavo male questa poesia, io ve la resonei per essi, io ve la infetto un paresone confronti che sono maliziosi. Ma c'era un problema con la poesia di Carducci. Se l'avessi lasciato libera da scrivere i suoi sentimenti, da me in una mattina di novembre alla stazione, o da me cipressi di Bolgheri, mi penso che l'avrei avuto anche una corda che vibrava sincera dal cuore, ma non capivo dal Carducci. L'Italia era in ritardo 3 secoli rispetto agli altre nazioni europee, volevano il debate nazionale. E che a buttarsi a suonare la tromba, quando che l'avrebbe miracolo suonare al violino, suonare qualcosa di diverso, più di manera. Le tappe Pascoli. Al Pascoli per la prima parte della sua vita le compone di canzoni, tamme Zvanini, La mia sera, La cavallina storna. Poi le morti il Carducci, che era diventato professore all'università e di T adesso di fe non che faceva il magistra. Ecco che le scrive poesie franche, brutte. Costa le mai passate per Siambiruli, le mai passate per Stiambiruli e le sempre scrive robe tan ma tan belle. Il insomma stasera è il piemontese dell'Argentina. I vai a intraviarti che sono andati dall'Argentina a vedere le comunità che sono là ed è dire una roba straordinaria, dopo 3 generazioni di ancora gente che parla piemontese. E quando che intra che sia San Francisco de Córdoba, Jesús Maria, che siano tutte le cittadine sparpagliate, è sempre il monumento agli immigranti piemontesi. Guardate questa povera gente, io avevo neanche il soldo per catesse il mangiare, guardi che in Piemonte ha infatti la provincia nuova a Piera e la provincia nuova per Bagna Cusio Ossola, loro disfai dei monumenti e infatti 2 stelle nuove per le 2 province nuove. Una roba veramente straordinaria questa, che sta povera gente si smencia mai. I sono entrati in teatro grosso come questo, un po' più grosso, hanno tutte le dame, io vestie da piemontese, la bella moda come costume, e le stoffe, io ogni dal Piemonte per ferie. Una roba veramente straordinaria, mi diria. E Nino Costa, che lo sabia, le scriveva questa bella poesia. Si mi fa vedere. Chi l'ha? Me fratelli d'Argentina, che le ancora un fronte dentro al cœur la marca della razza del Piemonte, voi che trovate l'America in canton del paradiso, ma guarda sempre l'anima l'amore del vostro paese, mi per la prima volta, dopo la passione della guerra, vi porto in Salmondi, al saluto, alla vostra terra. Vi porto un dialetto, io dico, c'è mai piemontese, c'è un sempre dialetto. Lo porto un dialetto con la franca parlata che sdevra con gli amici e con i veri camarada. Su mac natura, le vera, ma in questo momento grandioso tutto il Piemonte parla con mia povera voce. Scusate, alle mie parole gli l'eco d'armonia, l'eco del suono una ciocca che batte l'Ave Maria, e la musica di acque che sborgo dai gessè, il grida il vento che passa attraverso il castagnè, il ciaramlet le rane sulla pauta delle risere, il respiro le feie che dormono sulle fnere, il randi delle monfrine fra i brombo delle taragne, il raffuma delle grange sparse sulla costa delle montagne. Il giassè dal viso, le fiocche dal cerpin, la forza unica, biela, il ginger, turin, tutte le voci ad la patria che prego, a piuro, a canto, che messo la memoria le cune e i campusani, e tutto il nostro paese, con tutto l'onca dal mei che cria da là dal mare, per il fra lei. Allora, poi andaria a leggere inno a Turin, c'è piemontese, bei trovatori, dan Provenza, varie poesie le scrivevi in Costa.
più 767. Più 767. Io aderia ma sfamava le farmacie e lo resoma stasera sta poesia. Quanti gran passare su te. Quella è stata l'ultima poesia che ha scritto. E dice fino a che mira era attaccata a questa poesia. Ma noi adesso lo comandai a piedi una poesia tan bella che l'intitola Nivole. E questa poesia, due che lei chiama abitare Nivole, allora lo fuma cantare, anzi, canta prima questa poesia. A tu se ne ha memoria. Allora, più non vedessi. Nivole, Chila, Brassa Boss, sempre stante lui. Allora, adesso, ti tenete che tu tenete o tu ti insalla cosa lì? Io ho leso una poesia famosa, alle piano, dai petit poèmes en prose ad Baudelaire. E il y a une qu'elle intitula L'étranger. Qui aimes-tu le mieux? Homme énigmatique, dit ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère? Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère, tes amis. Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie, j'ignore sur quelle latitude elle est située. La beauté, je l'aimerais volontiers, déesse est immortelle. La beauté, l'or, je le hais, comme vous haïssez Dieu. Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger? J'aime les nuages qui passent là-bas, les merveilleux nuages. E Costa ha scritto questa bella canzone che adesso canta. Lui no, perché semplice così per rispetto proprio Aventa che poi con Ciapanasta devi fare un la spirit Costa. Voilà, Ciapanasta funziona. Adesso come la normalità. Sai come che tirano la basica. Resa veglie sempre da giustrare, sono profoniti per salvese l'anima, un po' cristiana avuto vinta bene, capito pa che na questione politica, la gratizia che vuol di paio, che mi ha dato la pinna lacrima, e s'accattava me che non canzone, ma il buon Signor la pavo su figlio mio, tutti la pasta e tutti d'un colore, e colpa sua seguire alle rondole, su differente sognolata io, e giustizia che casa gira traffica, perché se sotto capare un figlio, ma mi cospere a pias guardare le nuvole cavan traversa il cielo, nuvole grande, nuvole lontane, fei disperse in cerca del pastore, montagne fioca frange d'or montagne, bamba segne di setta viso più, mentre i mercanti e l'anima leggerà, se slaughtant la canzone sempre più su, nel spirito torna bravo come crierà, chi trova ancora il
via chi senta le canzoni di bene, quelle chi penso e chi sai nei cante, forse voi altre ridicole sorelle, non se per me tanto a cadere, manda di guardo il vento ma stradona, e su che ho fatto e per come un brasè, si camminano passi altri a panfolo di là, se un passo a naso e la sommitare, quando arriverà l'una più grande è l'ultima, o canceranno l'occhi là e fai a vedere, gli risponderai che l'hai guardato le nuvole cavallo attraverso il cielo. Ma sempre un'ora non salendo la nostra poesia, modestamente a me costa. Bravo. E questa figura è un concetto molto modesto della poesia, ma sapete perché quando che Baudelaire all'usiva je n'ai ni frère, ni mère, ni ami, ossia che condanna tutto il mondo, che lo dice in una maniera molto ben più semplice, quando che arriverà l'ora più grande, l'ultima, e cancelleranno l'uomo che l'hai fatta bella, mi risponderai che l'hai guardata le nuvole cavallo attraverso il cielo. L'alduma della musicalità, l'alduma della sempliceità, abbiamo insieme a queste parole, le parole che usano tutti i giorni smenciono su lei, a questa epoca sì, a Torino parlavo tutti i piemontesi, ma quando che combinava insieme, la reazione chimica magica, magia, quando che buttano insieme due elementi, l'era il so. E bisogna adesso, sempre la coscienza di essere poeta, una dichiarazione straordinaria che costa mai pubblicare l'inedito a pagina 3 a roba nostra. Chi l'ha? E ti spiega che mi era sabia non che all'era la poesia, al coraggio della poesia. Poeta, cantò la vita, la bella vita nostra, un po' storta, un po' dritta, ma taccia, ma sana, a come una fresca paesana, ma ricca, ma forte, a come la terra che porta, ma pronta a qualunque difesa, a come l'anima piemontesa che non è ancora mai morta. A sabia d'essere la voce della gente piemontese, lo sabia, la conscient fino in fondo, fino in creuse. Era nella parte sua mente che lo sapesse lei. I fascisti che hanno mai toccato l'avevo paura. Desmenciusi lei che per le strade Turin, un giuro 27 anni, Piero Gobetti, autore ad Rivoluzione Liberale, antifascista di già, andai io da Drela, c'è un muscolo per la cana e con tutta la forza che c'è sulla testa, l'estindì. Desmenciusi lei che pavese, l'andà al fronte, come si chiamava quell'epoca lì, al confine, quando che scriveva prima che il Gallo Canti, la capitale di Roma, desmenciusi lei all'altro Rinense, l'onca la capitale, non Primo Levi, ma Carlo Levi. La magia al Galliano. E per malheur dal governo fascista, tutti questi sì che mandavano al confine scrivessero Chadeur che non arrivo mai a scrivere se ufficialmente mandai quelle lì, una dopo l'altra. E costa l'anetto calo, también l'anetto calo Benedetto Croce, e Benedetto Croce all'era l'antifascista diceva, mi veniva l'esve una roba abbastanza interessante a Nino Costa, una poesia
che lo scrive meravigliosa una favola. E se che le favole della letteratura piemontese sono un genere letterario che le lancia che al Calvo, Edoardo Ignazio Calvo, le favole morai, sono veramente un genere tanto sviluppato, e poi al Peiron e poi tutti gli altri hanno tenuto da presto, difende ai poveri, difende quelli che sono vittime di ingiustizia, hanno scrivendo a favole. Chi non scriveva? Milla leso, voi altri devi sapere che non vi che era questa favola. Sal e pepe, non vuole essere pepe, chi lo sente tra adesso. Una mosca bianca rubata alla terra per una adressa sbagliata dal creatore, tutte le mosche nere e fanno la guerra. Una trova che il bianco ha un brutto colore, un'altra la schivia per amore e giustizia, una terza è dis che la punito più duro. La mosca bianca che la par malizia, se le prima la vorsuste quaccia con la fiusa trove che è amicizia, ma visto che ognuno la guardava in faccia e che tutti i rio da re della schina, alla capì che il mondo aveva una mustaccia e stufa tutti i dì cante Martina e vede sempre da giornate fusche le fase tense con l'inciostacchina per essere nera come le altre mosche. A chi che parla? Su di gloriate, camicia nera, le tavolenzette. Non cosa lì mai, è abbastanza drola, no? Tensisi con un'inciosperchina, paresse nera come le altre mosche. E mi Scherzo Biagi le scrive un libro abbastanza bello, quando che la voleva a fecco al macchinino. Anduva che adesiva che so pari, che era sempre stata antifascista. E poi una sera le visca la radio. Fasci della rivoluzione, uomini e donne d'Italia. Il maresciallo Badoglio ci telegrafa. Le truppe italiane sono entrate ad Addis Abeba. È la pace, ma non la pace del mondo, bensì la pace romana. Abbiamo l'impero. E Enzo piange quando le sentì, suo padre sentì queste parole fatta antifascista che era come milioni di altri italiani diventò fascista. Cui che accedo ne neanche quando che tutti gli altri hanno cambiato camisa a su cui i capelli ci ha messi pardon. Voi altri al di anche ma più ne ste stretture lì, ste costrette lì che la vivono vera, ma per te ben tu tutti a fare l'interesse e vanno un po' a cavagliate quando che non c'è che ha il coraggio di contracorrente. Il pedecone butteve da drera a chi è perché lei è fuori isolata, ma buttevano un calcare cool, lei non per la bon, una donna per la bon. Costa le sempre stai chiunque ha avuto il coraggio di andare contracorrente. E via. E adesso a Roma alla fine c'erano ancora tutte le favole curai da rese, e c'era ancora che abbiava ad veie canzoni popolari e non faceva a poesia, per una destra ma anche io, tan bella. Al diavolo, personaggi popolari, frutta madura, due parole frutta madura, sale pepe, roba nostra, frutta madura, chi era? Al diavolo, romanza munfringa. Traversando la valle della Serina, c'è sul buon all'inverno, Margretino, l'avventurina, l'incontra al diavolo, all'inferno. Con il corpo, con la cua, con gli neri come il carbone, le sorti chissà da dove, le posava ante un musson. Margretino la supplicava, diavolo d'inferno, la sera ste, fa la brava, che la studia parlaniere. Margretino da quella sera le giuntai al paradiso, una canocca nera,
le tornasse al suo paese, ma l'odiavo e la proteggia. Le passai neanche un mese, ma Gritin la fotografia la chiamava sul marchese. Le chiamava da serventa che contessa a buon Disney. Dopo, per farla più contenta, la sposava al mausoleo. La sposava con la dota e suo fardello. Tutto il giorno fai 3 volte sulla toppia dal castello. Margritin l'avventurina la trovava, fesla via. S'afferente la casina, tirava al sonlino. Suo marito, una buona pasta, garantò, ma proprio cui, quando che noi le nena basta, che la sarà, tutti e due. E varie le scriveva canzoni belle parelle, scriveva tante. Abbiamo nient'altro che non che sentiva la gente cantare, poi più ci fulava una frisa, più scegliava da un po' e faceva nivola, ma che la roba sotto le favole è la verità più dura, la verità più crudele. Quando che noi pensiamo, per esempio, una mosca bianca rubata la terra per una adressa sbagliata dal creatore, tutte le mosche nere e fanno la guerra. Una trova che il bianco ha un brutto colore, un'altra la schivia per amore e giustizia, una terza in vis che ha più duro. La mosca bianca con la par malizia se le prima la vorsuste quaccia con la fiusa che è amicizia, ma visto che ognuno la guardava in faccia e che tutti i rio da re della schina, alla capì che il mondo aveva una mustaccia e stufa tutti i dì cante Martina e vede sempre da giornate fosche le fase tense con un'inciostacchina, paresse nera, come altre mosche. A chi parla? Suyettimlo cuidate, camicia nera, le tavole sempre. Non cosa lì mai, è abbastanza drola, no? Le tensisi con un'inciosterchina, paresse nera come altre mosche. E mi Pischenzo Biaggi le scrive un libro abbastanza bello, quando che la poneva per la fego al macchinino. Anduva che adesiva che so pari, che era sempre stata antifascista. E poi una sera le visca la radio. Fasci della rivoluzione, uomini e donne d'Italia. Il maresciallo Badoglio ci telegrafa. Le truppe italiane sono entrate ad Addis Abeba. È la pace, ma non la pace del mondo, bensì la pace romana. Abbiamo l'impero. E Enzo piange quando le sentì, suo padre sentì queste parole fatta antifascista che era come milioni di altri italiani, diventò fascista. Cui che a cielo non è, neanche quando che tutti gli altri hanno cambiato camisa, a su cui capelli ci ha messi, oh, pardon. Voi altri al di anche ma più ne ste stretture lì, ste costrette lì che la vivono vera, ma per te che vengano tu, tutti a fare l'interesse, vanno due cavagliate, quando che non c'è io che ha il coraggio da andare contracorrente. Il pedicone butteve da drera a chi è perché lei è fuori isolata, ma butteve un calcare, cool, lei non per la buona, una donna per la buona. Costa le sempre stai più che le vive il coraggio di andare contracorrente. E via. E adesso a Roma, alla fine sarebbero ancora tutte le favole morali da rese, e sarebbe ancora che abbiava ad
veie canzone popolare e non faceva la poesia. Tu non le scriveva, ma che era, tan bella. Al diavolo, personaggi popolari, frutta madura. Dove va la frutta madura? Sale pecora, roba nostra, frutta madura. Chi era? Al diavolo, romanza Munfringa. Attraversando la valle della Serina, c'è sul buon all'inverno, Margretino, l'avventurina, l'incontra al diavolo all'inverno. Con il corno, con la cua, con gli neri come il carbone, le sorti chissà da dove, le posava antimuson. Margretino la supplicava, diavolo all'inferno, la sede ste, fa la brava, che la studia badaniere. Margretino da quella sera le giuntai al paradiso, una canoca nera, le tornasse al suo paese. Ma lo diavolo la proteggia. Le passai neanche al mese, Margretino la fotografia, la chiamava sul marchese. Le chiamava da serventa, che è contessa al buon Disney. Dopo, per farla più contenta, la sposava al Masuè. La sposava con la dota e suo fardello. Tutta il dì fai tribota sotto la toppia dal castello. Margretino l'avventurina la trovava, feslavina, s'afferente la casina, tirava al somlino. Suo marito, una buona pasta, garantò, ma proprio cui, quando che noi le nena basta, che la sarà, tutti e due. E vai che scrivere una canzone belle parelle, scrivere tante. Abbiamo nient'altro che non che sentiva la gente cantare, poi più ci fulava una frisa, più scegliava da un po' e la faceva nivola, ma che la roba sotto le favole è la verità più dura, la verità più crudele. Quando che noi pensiamo per esempio a Cinderella, Cenerentola, uno dice, ma una favola innocente, una favola di crudeltà, ma quella grossa, anche l'originale allemano, quando che le sere hanno cercato di vedere il più duro la scarpina e a intranello, die Mutter hat die Hacke die Finger abgehaut, le ciappano su e le tagliai di. Perché quando che uno le dispera per fare qualcosa, fa neanche la minima esitazione dall'ansia al sangue. E noi continuiamo le favole e le maslà. Io continuo più nero, insomma, del televisore, il biotrico, le favole è la verità dura della vita. E andare a avere il coraggio e torna da prendere queste favole. Mi fa un esercizio interessante. Io nella scuola, man mattina in lezione, va bene, qui più grande, sulle idee abbastanza semplici, non semplici, abbastanza semplici. Ma io una vera alla smana a cui cicicit. E mi servono in cantone e gioco, ahimè, le mie desmure. E da giorno io la veranda, mi la libera, che è tan bella, come belle figure in drinta, ma mia parole, tanto la vita, aventa parte della vita e avente le favole. I vari cui bei disegni e invento una favola diversa di capire. Un frammento fiusa, je n'ai pas le physique du rôle, du plus de l'état, ma un frammento fiusa può parlare un'altra ragione. I am the English language in full. E quando che sento parlare la lingua che vraiment parlo le forestiere, perché fiscia francese di un problema, fiscia provenzale, ma non si parla tutti in provenzale. Ma mi sono preso a fare esperimento, non che capita, se tanzantana sento io che parla un'altra lingua, a Bludismi non che capita. Qui PC facciamo subito la floretta, in altre parole mia salvene, qui un po' più sei grandiotti. Appunto come al dì verso la bocca mi dice, ma tu non parli
Carmelina, e poi cosa va ne? Mi diciamo già contento se da sì alla fine dell'anno io abituai a sentire un'altra campana, un'altra lega. Le non sono grossa questa la vita, abituarsi a capire che ecco quei due diversi da noi altri. Tutti, poi quando arriveranno alla scuola più grande sentiranno molto più spesso loro lì. Nino Costa le danno ambaruna per la poesia, le danno soprattutto all'angliura tra noi altri dai nostri con nostra gente del passato. E non dubbio che l'estate a stamira lì uno dei più grandi, uno dei più ispirati cantori a tutta la nostra poesia. Più domani Lisler che fa le canzoni più belle, un piantanger, la Ghesaia, e se vero per la Ghesaia, il popolo minuto, la Ghesaia, qui che sono senza ca e senza finera, i salta ciuende. E più domani la candida la prespienota perché io dai un vado da febbre lì che se lo fa metà è già troppo. E fuma anche la prima dal 2011 al riscontro internazionale della grafia piemontese. E minca d'una delle pièce in secoli diversi portei documenti originali che di guardate come che la scrivono non sapeva, anche al 200, anche al 400, anche al 60, anche al 700, anche al 100. E chi le piace del tocco, che il bondè all'assista, che dà coraggio, e dà coraggio, e fumano lì perché piemontese all'estate la prima lingua romanza, la prima lingua neolatina aveva ancora da scrivere. E il primo dei 22 sermoni su Balbin allora scriveva prima dell'anno 1000 e su desmenciuma sempre. Il primo documento in italiano che si usa letterario da sermoni su Balbin sono dal 1200, dunque sono 30 anni prima dell'italiano. E noi vorremmo finire stasera con 3 poesie abbastanza triste. Mi devo dire che il hai vivuto fino a una certa mira la tristezza costa dall'ansia a sua città, Turin, in ruine. Turin bombardata. Quando che salsavo mica mattina e trovavo le capi belle, le scuole più belle, i palazzi più belli. Se vogliamo anche fare una passeggiata per Turin, che è sempre stata ed è sempre ancora una gran bella signora città. E remarcherei che tanto in tanto, a usare tutti questi palazzi vittoriano, palazzi umbertino, tanto in tanto, i palazzi moderni. E io dico, ma perché proprio in belle sia in questi palazzi? Non molto ben sempre, è un una bomba. Per esempio, cercavo da bombardare che roba? Palazzi reali, per demoralizzare la popolazione, perché un bombardare palazzi reali e mai sta in buon di ciapello, mai in ciapà a usina. Immaginate essere TK, senti, Sirio Blanca arrivava, come mamma le dime la verità, arrivavo fino a 150 quadrimotori per via, e volavo bas. E noi altri arrivano anche un canone per sparare. E le stai un gran magister che le scrivune Augusto Monti, quando le scrivù questo articolo bello piemontesco sul musicale grande, le devi neanche fare apposta, infatti gli elementari, le medie del liceo, il palazzo di elementare, il palazzo, le medie, il palazzo del liceo, bombardare, bastava una bomba. E dice, ma perché bombardavo le città? Perché adesso non bombardare le fabbriche o le dighe o i punti? L'era una filosofia. Più per esempio la città di Dresda era la più bella città storica al mare. E il buttarsi a tavolini e hanno detto, gli al mare sono abbastanza demoralizzati. Sta via il bombardone, i brusuma, sono arrivati alle 8 della mattina con le bombe incendiarie e brusare Dresda. E quando che verso il Dasuri a cercare un po' di mujer che la Dio da smorzare le fiamme, sono arrivati un'altra onda a bombardare e brusava completamente. La Dio era su costa, quando adesiva, l'umanità è la roba più bella, è la roba più brutta. L'esuma
adesso 14 luglio 1943, al titolo del libro l'ultimo avrò distrutto Tempesta, 126. Più Roma, l'ura nera del destino, più Roma, gente, per la città di Torino, 14 luglio, una notte di luna piena, e i nemici sono rimasti l'aria serena, ci arriva con le bombe su l'ala e la povera Torino, l'assassinata mentre che dormia e la luna dal cielo la descrivia, che la povera regina piemontese era sola, la notte senza difesa. L'era sola, stesa all'abbandono, l'assassinata, senza compassione. A dormire le funne, le masnaie, i vei giù ante la gran notte di sta. A dormire gli ouvrieri straca a travaglio e s'ansutio i malati in ospedali e ante l'ura pasia che i sogni s'ancanto a dormire coi nos morti al Camposanto. Aiale triste che l'ammuolaia arsor, le bombe sono cascate, an sei vivi e an sei morti. Sono cascanza al riposo delle povertà e ancima ai letti alle funne e alle masnate. Sono cascati sul riestraca a travaglio, sono cascati i malati in ospedali e ancora pace che i sogni s'ancanto sono cascate come verso il Camposanto. E gli alle triste in verso la mattina con la base, la città di Torino, e la gente scappava al Valentino, lui e tirava addosso da pidausin. E a me sei altri riparando colina a spataravo, morte e rovina. Povere signore, era una sorte uguale ai morti ambaronavo con la pala, e cui calangavaie dai cordoni l'indomani ero nero come il carbone, e le mamme strinsivo i cibi tantas ciasche per caveie all'angun più niente i bracci. Più Roma, antlura nera da destino, più Roma gente, per la città di Torino, e poi le calan principiamo Bruxelles, mesa Torino, l'era macchina in Brasile, e dall'Aurora alla Vanchia, dalla Stura Po, mesa Torino, l'era macchina Falò, le fabbriche, le cese, i monumenti, le usavo tutte come torce a vento, e la mattina era una gran fumera che l'era di, che smirava tutta la sera, all'ura dal Valdocca al Valentino, dal Punta al Musca a Piazza sul Ferino, e da Piazza San Carlo all'Arsenale, dalla Porta Susa al Giardino Reale, dalla Barriera d'Lamsa alla Crosetta, dal Burca a San Paolo giù alle Molinette, da tutti i posti, tutte le incursioni, i morti l'hanno cominciato, la processione, giù la processione del Ravinasse, giù la processione del Cavinasse. A me la carovana dal dolore, i morti sono arrivati dall'ansia dello Signore. No Signore, sono sì, dall'ansia a te, perché ti soli sei spadrona dell'avvenire. Oh, non per vendichezza per gramizia, per niente d'anche per c'è giustizia, ti che ti sciaire fino a un fondo in cuore, ti che ti lasciassi la ragione al nostro malheur, ti conosce gli uomini della terra, che l'hanno pronta, che l'hanno conosciuta sta guerra, il Signore sa castigo, manda io ti, e il Signore alle fai il segno che sì. Finita di comporre il 23 luglio del 43, 2 giorni dopo, il 25, cadeva il governo Mussolini. Il vero è che è stato un poeta puntuale, le scriveva alla sua gente e poi al culto più duro. Alla via Amfieu di Nocosta, la via con la via Celestina, visto che quando che sono anni più di 20 anni fa, 25 anni fa, dal Canada abbiamo chiamato a che parte, io di rispunta a Alba, e con l'anni lì mi presentava Nino Costa. E l'hai presentato e le faccia l'ansia a Madama, le dammi in basino le giù e le dime merci, mi sono la figlia di Nino Costa. Beh. E alla via il Fieu, anche le montagne della Rua, alla Masà. Sai che a quell'epoca lì la guerra partigiana aveva fatto parare, calavo giù dalle montagne, arrivavo da che parte, era un posto al blocco, si sparavo e era lì. Io hai mai capito bene, fino a che Mila era utile una guerra pareil, ma gli erano facendo, dopo, lo sapete tutti, dopo l'8 settembre del 43, o eri da una parte, o eri dall'altra.
e quando calan Masai e Fieu le scrivì l'ultima poesia, io la leso. Tempesta 147. Solitari sulla montagna, campusanta della Rua, tra le belle fiore della campagna, lì le fiori, le stai sopra. L'han soprano la battaglia, su dai crepa delle canna, con le fiamme e la mitraia, salam fare la compagnia. Pian pianino, da cambia fiori, proprio lì, contra so cœur, l'hai posai come cœur, derelite fatigata, enveloppant la stessa linceul, l'hai sopra mia poesia, perché fai sa compagnia, ma se montagne, là là. Piemontesi per dinenfe Shakespeare, per dinenfe i grandi autori teatrali. Una lingua si piega alla volontà di chi la usa. Bisogna senti bene questo. Questa leggenda che ha usare al nostro piemontese come pochi hanno usato su francese, su alemano, su russo, eccetera. Mi al meringret le macchie chi debbia pie la piuma e scrive, también lei scrive un articolo per la stampa, la mia forma mia stasmana, per difendere al piemontese da chi più, Diego Novelli, sindaco di Turin, che lì il piemontese non esiste. E il life fight non lì non esiste. E a Vendine il piemontese non esiste perché in ogni città del Piemonte si parla un dialetto diverso, ma prima di tutto il Maru, una lingua di corte, conti e contadini. Corte, conti e contadini. Questa lingua è ancora, una per ancora studiata, una per tutti i dizionari che sono sortiti da stamperie reali, per ancora le cialevre e vuol dire che le stai in Coinè. Semmai le stai in Coinè lombarda, le mai stai in Coinè veneta, le mai stai in Coinè a Napoli, era la lingua della città, la lingua di Milano, la lingua di Venezia, ma non una Coinè regionale, ma il Piemonte alla via, la lingua del principe, del Piemonte, del principe, del re. E poi un'altra roba, tutti i paesi del mondo hanno una variante. Se voi altri andate per esempio a Mosca, parlano con un accento e usano certe parole. Poi di Krasnaya Strelja al treno La Frecciarossa e andate fino a Pietroburgo e lì parlano un russo tanto più verde, tanto più duro, tanto più suosivo, perché era la lingua dei nobili che sta viva bene lì. E se voi altri andate in America e andate a Boston, se senti parlare qui a Boston, e dice non è in Boston, dice Boston. My wife was born at the emergency. E se andate dal sud e senti parlare un linguaggio completamente diverso. In Canada e andate sulla costa dell'Atlantico e senti l'inglese, spia esattamente l'inglese che parlano in Scozia e in Irlanda, né più né meno. E andate a Victoria, sull'isola Vancouver, sul Pacifico, parlano también che il fuscio a bere al tè a Londra. La stessa identica roba, ma mica si fa di affluire senza neanche sapere la storia o il resto, senza neanche avere mai nessun libro. Io sono sicuro che conosci, fai la lista a tutti gli autori, a tutte le cialevre, io sono sicuro che Monsieur Novelli ha conosciuto tutti questi autori, ha visto tutte queste opere. L'unica roba che sono in buona capire, sono veramente confonduti, è come le fai per l'esitante e capire si può. E speriamo adesso che insomma mi dividono mai capire niente politica, mi capiva qualcosa in Canada perché erano due partiti, il conservatore e il liberale.
lui era abbastanza facile. I lasciavi al governo, i liberai per 4 anni e poi l'80% votava per l'altra parte. Ma l'altra parte lo sapeva già che era una roba scontata, e più di un ex lui o tre misteri che fanno bene sì. La regola è semplice: se vogliamo a veleggio al Parlamento, vogliamo i piglie dal governo la stessa paga che piave una amnistia che facevi prima. Se sei professore a scuola media e piavi la stipendi che pia un professore da scuola media e facevi il deputato con la stessa stipendio. Meccanismo dama? Sì, da riadino che bene sì, da riadino che bene sì, va bene, e questa era la norma. Però era una faccenda tan bella in Canada. Il Canada è un paese che rispetta le lingue. Guai a c'è il dialetto, una lingua di americani, guai a c'è il dialetto, una lingua di immigrati, guai. E in dia l'anno in tuo Parlamento, ma candino su 365, mica du a per parlare sua lingua. Immaginate se al Parlamento a Roma e fusciandi andò mica du fai accordi per degli interpreti eccetera, ma mica du abbiamo la parola in sua lingua. Sono robe molto ben importanti. Mi piacerebbe che fosse la possibilità di mostrare giù l'on che il lume a cedere letterarie. L'on che il lume a cedere non ma letterarie ma popolare e letterarie. Che il lume non è l'italiano. Lamento che noi vado cercando la storia della letteratura italiana. Se vogliamo più un bel poema, l'ultimo che le salve sonrie, che arriva, faceva rie tutti gli altri, le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori, io canto, che fu al tempo che attraversava i mori d'Africa e il mare in Francia, non pertanto, seguendo l'ira e giovanil furore, lacrimante lo re, che si divanto di vendicare la morte di Troiano sopra recare l'imperatore romano. Bene, testi versi, ma tu ne al cœur. E tu con al cœur, per un'altra ragione, Ariosto alle mai parlato l'italiano. Era una lingua creata a tavolino. Questa è la verità. Invece quando chi riesuma il nostro autore, Salenga Cadoso, l'avrà tante parole abbastanza formanti perché all'anno 90 a parole che è difficile che io solo la avesse tutte quelle parole, ma sono le parole che non c'è, al non si vede, al non si gente. È impossibile leggere da me discutere prima senza emozione, senza sentire forte. È impossibile. E il mercalello che tutte le liriche dove toma la bocca vengono a dire a parlare un dialetto. Ma chi calè a dire anche tra cui che parlo l'italiano, che la via non è ingaggia come gusto. Che la via non è ingaggia come gusto. Io da combattere una lunga battaglia. Una battaglia nel MAC per riunirsi in Bellessina via al mese, scutare le più belle cedere della nostra letteratura, convinse che illumina la grande letteratura dal Sessè fino al Dinanchè, ma una gran battaglia, perché viene al di quando che Roma adirà le lingue ancestrali degli italiani sono patrimonio inalienabile della popolazione della nazione italiana. Finché io la combatte, io lo sai bene, sono già presto a combattere, così alle frutta di guerra. Domande? Domande su Nino Costans, la poesia, Io non so che la mano non sa, e lo vado da là a cominciare l'aria. Vuoi fare la domanda? Vuoi venire qua? Oh no, alla domanda, ma sai perché così la registriamo bene, altrimenti si dai, solo la risposta e non con le giuste idee, come si parla di più. Allora, intanto vorrei dire una cosa a proposito di Diego Novelli, che anche purtroppo il professor Beccaria Cesare, no, questa l'ha scritta tanti
spennare in festa una trasmissione piemontese, televisione, perché alla proprio portare l'esempio, i gulè si dicono tante maniere. La cupuna è chiama più camella, oltretutto è chiama che la camella è una cosa, la cupuna è un'altra, insomma un argomento proprio che ha un senso, quindi, ma su sicuramente anche. E purtroppo è un linguista, non è una persona insomma, che è grosso. Però poi vorrei fare una domanda a proposito della lingua proprio. E vorrei sapere cosa ne pensa, che la dicono piemontese è una lingua che lui la parla, per antucano le emozioni, eccetera, eccetera. E poi poeti, tipo Premio Bartolino, che lanciano giù e descrive proprio la variante sua, insomma, locale, no? Mi dico neanche una pia le parole che ha solo tutto il Piemonte, le diverse zone, proprio dovrei proprio le regole, le parole, cioè la variante locale, insomma, che noi facciamo la lingua del light, che è la lingua materna, quella più, la prima. Ecco, sono praticamente secondo me di poeta dialettale rispetto al piemontese, a Sarino. E non devo sapere appunto cosa ha pensato. Diciamo che sono dialetto della lingua piemontese, però abbiamo sentito di una roba. Remigio Bertolino, lingua No, ma mi vorrei leggere la fissa scrive, il grande poeta scrive come a perdere niente. Vorrei dire, dal punto di vista esclusivamente linguistico proprio, cioè come se non è da considerarsi come un poeta dialettale verso la lingua italiana, cioè la questione più complicata, la questione è parere, che noi abbiamo tutti la tendenza a dire, ma sua lingua in dialetto, la sua lingua in dialetto, e poi applichiamo in dialetto la medesima filosofia che applichiamo alle lingue. Avventa piena parola da sì, una parola da là, per arricchire la coinetta rinese, errore grave, perché sono lì che fanno parlare il francese, che fanno parlare, ma le lingue nazionali sono fatte per dire un po' da sì da là. Se noi li zoomano di vulgari eloquenze a Dante, a lei lì l'insegnamento, Dante l'aveva detto, se noi abbiamo più la parlata a una città, Firenze, e lo arricchiamo con in contribuzione a tutte le parti d'Italia, noi abbiamo la lingua povera. Per malheur e un fai proprio non, perché la lingua dal Petrarca è una lingua povera, ma 4.000 parole, e su un'altra Petrarca è un vulgare fragmenta. Noi dobbiamo rispettare, incoraggiare, registrare e incorporare tutte le parlate dal Piemonte, che sia il Bonfrin, il Bielese, eccetera, perché abituiamo poi l'intanza a capire, tanto che lei sia una parola un po' fuori mano, ma sono così fresche, sono così belle. Le quando che io ho spito a tavola, qui di snack arrivo da un po' fino a sera, e che ha cambiato vino. A me che portare porto un vino diverso, mentre le guide dopo, ma apporto un vino diverso. Le parlate diverse dal Piemonte, quella di Remigio Bertolino, penso a quella di Mini Batalini, a quella di Puronzo, per esempio, è vero, assume la ricchezza della nostra lingua. Io non penso all'italiana, assume la variante dove sarà mai la lingua, devo pensare piuttosto alla maniera siberiana o canadese. Le lingue di un popolo nel loro insieme formano la lingua di tutti i popoli. È l'unica maniera di considerarla. E è molto ben meno sforzo a capire che a Marseille. Allora, comunque mi sono con queste zone lì, no? E praticamente la mia variante che è ancora più montanara rispetto al More Gavelli, no? Che è quella che mi è sentita da città, da mia nonna, eccetera, eccetera, quando scappisse, tutta sempre così. Però imparare la coinè, che a scrivere, è quasi una seconda lingua, cioè la prima lingua, la lingua madre è quella lì, la variante. L'altra è già un passo più avanti. Noi siamo arrivati a un compromesso, Al compromesso è stata così.
che ai riscontri internazionali, e lo sentivamo a così che faranno la prima del 2011, alba l'aver fatto con altri riscontri, prima che la veia guardia andava in pensione, aveva fatto la compagnia di Brandelli. Quando si parla, si doggia sempre sua parlata geneta. Mi sono al Marsei, tite da Alessandria, tite di Montreal, io mica lui parla a sua maniera. Quando che si scrive, va bene. Eventualmente smeccere con l'altra faccenda. Non è mai esistita una lingua greca. La più bella, la più perfetta, la più musicale di tutte le lingue dell'umanità non è mai stata una lingua, erano solo dei dialetti, o meno ne hanno usati 4 diversi. Bisogna prendere l'esempio del greco classico, che era formato solo da dialetti. Non che vuol dire dialetti? Vuol dire che mi sono mai conformati alla lingua di padrone. Dialetto vuol dire libertà. E la ragione per cui Roma dei papi, Roma degli imperatori e Roma ora della democrazia finta ha paura dei dialetti, perché finché un uomo parla un dialetto è un uomo libero, non scordatevelo mai. La ringrossi tra me variante, che gusta, che senti, che è un po' differente anche come pronuncia, e lo tomate sul mio costa e ciao da scritto. Dai il microfono, che così parla bene mentre ascolta. Diciamo anche una cosa, che questo problema delle varianti è un problema grosso. 20 anni fa quando ero a scuola sono trovato a teoria come i grandi capi e loro dicevano no, ti dimostra la lingua, proprio cioè la grafia, la grammatica, e mi un'ena mostrare a violentare questi fiori, sì, questi pochi fiori che sanno ancora non sapere la lingua, ma comunque le resistenze, scusate, si per la prima di beh, in effetti sì, è vero. Sai che ne dici su me? C'è in simpi. Perché se io a ragione a Slovenia cambia la pizza schiccare questa mania la legge simpi per che si qui non dubbi che Censin, che Camillo Brevo, che Gianfranco Gribaldo quando parlano le musica, perché la Santo Rinenska è tanta bella, ma mi sono un po' di per prendere sua lega, mi l'ha veduto 35 anni a una città dove era la famiglia piemontese e io la gisiva da una banda e io la gisiva dall'altra e io perdo al me l'ingagio originale perché non mi spieghi i sacchi a Marseille insomma io ti te lui alla lui a e tu ne sei dice mila e di classe che la va bene quando chi va qua mia mamma non ti senti testa folla io non sono stati bene al piemontese ma guarda per cacciarli per trasferire in giù ma smia questo atteggiamento lì deve essere l'atteggiamento di modello di te parla come che l'hanno stato a parlare anche il tuo nonno e il tuo parentino parla come che l'hanno stato chiamare una roba che Roma da ringrazia quando i parentini passano al piemontese è un stupato una delle cose fondamentali quei due alle die che parla piemontese avendo una mano quei due alle die che chi parla piemontese ma sta dopo non prende le lenghe contrario purtroppo non è pareil sì andiamo a uscire a cavallo al micro Dicevo che la domanda insieme al catalano secondo me il catalano è l'esempio che ha da serie perché in Catalogna sono riusciti praticamente a risuscitare una lingua che avevano di parlare sporadicamente comunque era stata combattuta dal regime franchista e per giro da 30 anni ora è diventato un bilinguismo completo l'esempio che Roma da serie si Piemont sarebbe quella della Catalogna però l'hai preso l'autorità l'articolo che infatti leggo su Corteca la dà tanto dispiacere
la rinascita di Madrid e gli errori dei catalani, la stampa del Riverril. E disparei. Da circa 10 anni Madrid ha investito in modo sistematico nella città, ristrutturando palazzi, teatri, riportando nuove strade, marciapiedi, parchi, eccetera. Nel frattempo la Catalogna è stata assorbita dal processo di affermazione dell'identità catalana, da forti spinte autonomistiche, che negli anni 90 si sono fatte sentire in modo sempre più prepotente, fino all'imposizione nel 1998 del catalano nelle scuole e negli uffici pubblici. E così, mentre Madrid investiva milioni di euro nella rete metropolitana, nei collegamenti ferroviari, nel raddoppio dell'aeroporto, eccetera, la Catalogna ha investito milioni di euro per l'assunzione di professori di catalano, l'apertura di prestigiose ambasciate catalane a Parigi, Londra, Berlino, New York, partendosi spesso in guerre contro gli immigrati e in liti tra comuni e quartieri che hanno bloccato la realizzazione di alcune fra le infrastrutture più chiare. E poi continua a imparare. Cioè, praticamente, questi sì l'hanno recuperato la Lega, eccetera, ma l'hanno perduto tanti soldi, per tanta industria l'hanno investita a Madrid, ora Madrid recupera economicamente, la Catalogna va giù. Il Pearl è una risposta only, perché l'hai veduto in persona. Hanno visto quanti che dal 1976 al Quebec è diventata francese. E al di dopo, era una domenica quando le votazioni sono finite, al di dopo, era dannanza alle banche la tua, a cui che avevo i soldi, e io che i soldi per la destra. Antal giro a 6 mesi, Montreal aveva perduto 350.000 abitanti. Ero qui che avevo i soldi. E per 20 anni le stai tanta povertà. Le fabbriche sono sarate, tutta l'industria. D'assio, però, alcuni due, a son tournato, l'hanno convinto che Montréal c'est une ville française. Adesso Montréal è la città più splendente, più fiammenca a tutto il Canada. Questa è per l'identità, a sua battaglia lunga, battaglia tanto lunga. Qual è l'identità? Ma io la dico su Mancane, la parlo tutti l'inglese, che smenciuse che sono stata in francese, che smenciuse la nostra storia, che smenciuse più. La lingua è una questione molto più importante per la comunicazione con gli altri. La lingua è una questione di comunicazione con il nostro passato e con gli altri evidenti. Al Canada la lingua ha rinunciato al bilinguismo. Noi altri non al bilinguismo al Canada. E Montréal ha pagato 20 anni di miseria, disoccupazione, di umiliazione a tutti i tipi. Poi alla fine le piazze. Adesso poi americani, le vite grosse delle multinazionali che avevano, je parle français un petit peu, ma a sa sforzo a parlare al francese. Al catalano mi sono stato a Barcellona e a Valencia e mi sono tutte le dire che piano il taxi, por favor señor, ¿me puede portar al lugar allí? ¿Usted es español? No señor, no soy español. Ah bueno, puede hablar castellano. Arrivavo alla mira, dal fiudet trasportete, se sapevo che ero spagnolo e parlerei al catalano. Lì mi penso che esagero una frisa, ma sempre nella commissione, anche lei, per 250 anni, se ti sentivo parlare francese, a ti licenziato. Mi mischiera all'Università McGill, che è un bastione di colonialismo inglese feroce, una aveva la condizione. Sono arrivato a Montreal la prima via in vita mia, il piano taxi all'aeroporto per l'università, di écoutez monsieur, je ne sais pas l'adresse à laquelle il faut aller, mais je vous en prie, apportez-moi au centre-ville. Allora la girasita, who taught you to speak that servant language? Speak quiet. Chi ti aveva insegnato a parlare la lingua del servitore? Parla piano. Quindi in museo, Casprama con sua avventura e sono andati giù, hanno messo, con le autostrade a giro, di tirare la Valese per 2 chilometri fino a torno all'aeroporto e poi non prendi la lezione. Hanno visto che sono andati in banca la primavera, pagavano stipendi da fame, e dovevano tenere il conto in banca di risparmio. E madame, bonjour, je voudrais ouvrir un compte.
another fool here speaking this language, 2 giorni prima della vittoria del Partito Québécois. 2 giorni dopo, tutto il personale di quella banca è stato licenziato. Ci sono delle tragedie da vivere nella vita per essere se stessi. Non è una roba semplice, non è una roba scontata. Noi dobbiamo da essere conscienti di infatti che la prima regola per un piemontese non è macula per le piemontese, la parola di lingua del mondo. Noi dobbiamo essere cittadini del mondo. Noi dobbiamo il dovere a conoscere le lingue meglio che gli italiani, i valentani, ma io non ho il dovere da farlo, perché non mai a dire ti parli manca un dialetto, e non mai a dire. Quello è il primo dovere. L'altro dovere è da parlare l'italiano bene. L'italiano è la lingua fonetica più armoniosa che ci sia al mondo, parlata male, scritta male, conosciuta male. Noi abbiamo il dovere di comportarci verso questa lingua nazionale con il più grande rispetto. E dopo che mi fai per il nostro dovere, io mi nostro diritto, parlete in un testo, camminare in una carriera, perché se no tiriamo fuori luce. Senza il programma lo dico subito, io conosco un solo programma, penna, carta e libri, la cultura, a lungo andare la cultura vince sempre. Guardate gli ebrei e avrete la risposta. Ma lascia un attimo la ritraduzione, no? Allora, lei così che la più o meno 26 anni, che parla piemontese la parola qua, ma lo parla nemmeno. Lo parla nemmeno perché dice che il piemontese è una lingua della Lega. No? Adesso spiego il motivo, no? Sarà felice la Lega. Dice perché mi sono passato a Carai, mi sono scritto Carai, no? Lo parlo nemmeno perché la Lega d'Europa, il piemontese, per fare pubblicità, per cosa. Poi combinazione le dette analizzano proprio in Catalogna, no? E sto figlio la via, ma perché parli nel piemontese? Niente di summa, come in Catalogna di summa, una parola che dice una del tante, no? Le fai le cose con Goethe. Sì. E chiaro, ma Goethe lo dice mia mamma. Eh sì, perché Goethe è un modo di che spedetta lo uscisse, no? Goethe è un modo di separare. E chiaro, dire al tuo amico, ma sa che poi alla vita la sono. Mia amica spiegava che parlare la propria lingua è fondamentale. E la dice, adesso arriva bravo. Quando la stia dice dove lei in cosa piemontese bravo. La capì improvvisamente che era importante. Però la mostrare lui che sta chissà quanti chilometri da Siena. Incredibile. Bravo. La differenza che è tra la lingua che noi e la lingua che lì è la convinzione del popolo. Se noi facciamo da dische ante al cuore di piemontese, la midema fiamma che l'uomo vede sì e lui già in cielo da casa. Non è che si fa. Mi penso che avendo lei tanta pazienza, da Nino Costa, che mostrava anche uno dei più bei licei torinesi, è passato 30 anni di vita sul scalo. Avente un coraggio lì, ma quelli. Mi adesso non chiamavi l'andei a parlare le scuole in mondo e fa finta niente, parlo delle lingue classiche, parlo delle lingue forestiere, eccetera. Poi a Pasantano tutta un po' la farvaia dal piemontese. E lì sono disco ieri di muro, se ma snazi, ma torce, giù no. Perché? Perché lo sanno il piemontese. Lo sanno, ma hanno la paura duartese che parlerà. Quando io entro nella scuola, piemontese che vengo, le tante che erano da Sissi Sarnego, le voci parlano a San Gesia, non è si sono spiegate, la Sfanego, invece avente in tre come piemontese, come altri lingue, perché la nostra identità, la nostra lingua, avente un mostello giù, avente avere il coraggio di dire giù, basta, non che l'hanno detto deve sbagliare. Poi non volete fare per almeno avvicinare lì, poi c'è
Volete che parli piemontese? Se bastava a livello scolastico. Solamente vai vicino alla struttura. Mi dice che Alba, viene da manche che tu dici la ragione. Mi iletta qua, proprio perché chi sei per cosa studiamo, quando cominciamo a fare sostituzione nelle classi, che sia al liceo o all'alberghiero perché si fa scuola lì, mi fa piemontese. Perché dico, per la serie, perché loro quando arriva un professore per fare la sostituzione, noi abbiamo da fare, dobbiamo fare i compiti. No, adesso fumo a piemontese. E mi devi sempre in maniera un po' da presa chi da Utelli o poesia di Costa. E l'ultima volta che le farò, prima delle vacanze di Pasqua, è stata una figlia sia alla scuola alberghiera che le scagliasse in una maniera incredibile, dicendo mio papà non vuole assolutamente che io parli piemontese. Ma era proprio scagliata, e alla di, per carità, perché chiaro alla di che tu vergognare parli sta lingua. E di ma tuo papà lo parla piemontese. Sì, però non vuole che io lo parli. Allora non fai finta niente, di desiderina e che la penso come chi da sì. E lei, no, noi invece parliamo piemontese. Allora, ma attacca, e lei legge un po' di storie, che faceva proprio il Grignè, no? Le legge le pibere, no? E una figlia per vedere il titolo dell'autore che aveva fatto alla sua nonna, ti diceva, ma ti sai scusa che avevo detto a tua che arriva a questa maniera di fare il fil, che tu loro ma come piemontese, anche in italiano, di fare il filo da tua che arriva questa storia. E allora tutti curiosi quando hanno capito che proprio dalla Lega tante volte riesce a capire il significato anche di comportamenti, di apparei. Io proprio magari poi dopo sono venuta a me andando a capire tutti questi libri, però l'unica cosa è che avevo il coraggio di fare, no? Tutti e due che arrivi, avevo il coraggio di campese e fare. Però non trovi proprio neanche lì che si scaglia. Brava Candida. E lo sai che si vuole gli opere originali, per esempio Costa, l'edizione del 1922, e butta sul Mare Magnum al computer, che è il sito dove sono tutte le librerie, Mare Magnum, una parola sola. E poi gli dice, per esempio, libreria, il dizionario del 1783 di Maurizio Pipino, con 3 lire tutte le parole, una lira per la Giosaia, una lira per la borghesia e una lira per i nobili. Questa cara, ma è 1783. Quindi si vede gli opere originali, non è questo sito da Globo, l'edizione del 1922, l'edizione del 24, l'edizione del 27, su Mare Magnum, tutte le opere originali sono, e fino per esempio il dizionario dal Sant'Albino, preparare perché deve venire a vacanza, preparare perché i reggi con la fonda con questo caro originale, ma hai su tutti gli originali, su lì e gli indubi. Dunque la prima regola, se vuole che la lingua hai fatto una nera, sparisce la lingua, apprende a leggere e a scrivere. E in ogni altra maniera, chi è il magistro piemontese, mi ringraziamo che sono semplice parte, non mi teria come il prima. Perché? Perché è una goia più grossa che quella da passare dalla situazione dove uno sa leggere e scrivere una lingua alla situazione dove uno per leggere e scrivere con sopra sé. Le facile da scrivere piemontese? No, non è facile. Però spero prendere. Spero prendere e la dire che lei prende do è più lugar, perché spero che avere la memoria di una persona la lingua, ma spero neanche avere la coscienza di un popolo sulla letteratura. Bisogna studiare. Ebrei a scrivere la Bibbia e sono ancora sì. Avete anche questa. Ma bisogna dire a proposito di tutte le varianti locali, no? Le vacanze di Pasqua le stai mia figlia che sta in America e lei là ormai quasi da 40 anni
e chi la disapprovi, che tante volte chi la giuda tanto tempo i capisne anche in televisione, allora più dei sottotitoli, sono vuol dire che ogni una parla la sua variante, ma sì che umanamente. Però lei ha la possibilità del sottotitolo, sì quanti mai alla televisione e più del sottotitolo cosa? No, ma non piemontese, io parlo piemontese, basta più del sottotitolo in italiano e ognuno deve parlare la sua lingua, la sua variante e tutti capiscono, per esempio. È una situazione molto vintrola, voi altri vedete marcato, vai a dire che tu eri la radio, lui voto all'ordisla, e è un programma dove parlo italiano con l'accento romanesco. Perfetto. Oppure senti gente che parla l'italiano con l'accento napoletano. Perfetto. Oppure senti gente che parla l'italiano con l'accento padovano. Bene, perfetto. Se una dovesse a radio parlare al piemontese e casca al mondo. Ma perché? È difficile da spiegare. Dicono, perché il piemontese è una lingua rude e brutta. Non è una lingua che è rude e brutta. Se mi inciame tra le lingue che lei ha imparato, quelle che sono pidrole, plattoisch, tutte le parole dell'ebraico stesso, costantemente con le culturali mute, le fricative mute, che potessero non sono lì. Io mi accorgo un problema. Siamo percepiti dall'Italia come i padroni passati che non devono più riprendere il controllo del potere che avevano. La ragione per cui Roma ha negato lo status di lingua al piemontese è una sola: hanno paura del piemontese, paura che diventiamo come la Catalogna, paura che con le nostre industrie e la nostra serietà sfuma ancora una vera padrona della nostra situazione e le droghe e se sciao a cui che noi dobbiamo liberare. La follia è la follia, siamo schiavi di coloro che noi abbiamo liberato. La follia. Se pensi se Trentino Alto-Adige, prima la lingua tedesca, ma mi scrive per televisione, sei capitale tedesco, Parlo la mano. È scritto in tedesco i vigili del fuoco, si accorge, però si parla con il federalismo che fa, però la lotta non c'è scritto in francese. Sì, però a me le scritte prima francese per italiano, io non sono mai stato, però se quindi sono... È da vantaggi economici. La più grossa quantità di documenti traduiti in tutta Europa per persona per pro capite all'età del Trentino Alto Adige. La più grande quantità di documenti tradotti in tutta Europa è il Trentino Alto Adige. E quindi guadagnano bene, perché è uno dei lavori che sono pagati meglio, uno dei lavori che sono meglio pagati è proprio il Trentino Alto Adige. Un'altra cosa dunque legata a questi dialetti, un Boscuro, un buco, 39 anni. Noi diamo già lavoro adesso stabile per 6 anni a 2 giovani neolaureati, tra poco a un terzo e quando iniziamo con il piemontese a 6 persone, lavoro stabile per 6 anni. Sono piccole cose, ma è un inizio. La cultura prima o poi si traduce sempre in vantaggi economici. A chi? Allo psicologo. Che la cultura. Ma allora prima non è convocato in un'altra canzone? Sì, ma La Nanska Passanare, che bella, prima che scenda il buio. E dunque, il lume, Bonferi, sì.
veuillez, con una carezza, un sorriso e un bel bacio, mi distiamo carezzando il tuo cabello, come si è detto a un italiano a fare, per spiegare la vita alla Dio, con poesie e lettere del metro, per confidere le speranze e messaggeri, per dominare se fanno l'italiano. Non scappasane, all'uman di te, buscare i nostri tre, resta ancora con i nostri piedi. Non scappasane, all'uman di te, canzone mi parlo di te, buscando e chiamando le direi, un mio amico e squenza tutto il paese, e nella sera si danno sperare, nel mangiare insieme a tu capire, strega salema per queste mie, di giunglo ai compagni per parlare. Questa sera mi disse ma non cade, non scappasane, canto mangiare te, canzone da tradizione, canzone con emozione, non scappasane, buscando i nostri re, resta ancora con i nostri piedi. Non scappasane, quando mangiamo te, canzone da tradizione, canzone con emozione. Bene, altre domande? Niente? Allora non andare a me, ma mica. Allora quelli insieme che fanno la via accademica e sono i tre più grossi lyric nostri, Barbatoni Valdrie, Bianca Dorato e Naugarato. Andare a dedicare una sera a Minca Due, questi tre sì. Ma io non ho più 2 serie, io e Angel Profere e l'altra è stessi. E del dire che sarà molto ben difficile per me Bianca Dorato, nel mio poema, aveva di Sirisè un fiore, pochi di primavera. Tavolo si vede che persone tra e Barbatoni Valdrie. Questi sono personaggi che l'hai conosciuto personalmente, che l'hai sentito parlare e scontro, che mi penso che conosce il piemontese, me che lo conosceva, Barbatoni, che poi era la mia scuola piemontese, me che lo conosceva, Tavo e me che lo conosceva Bianca Dorato, più di un altro. E però, almeno fuma alla sforzo a leggere sue poesie più belle. È difficile leggere, è difficile, perché questi a pratico rimangono i principi della lingua. E inviare parole da tutto il Piemonte e creare un linguaggio fusionante, una bondosità straordinaria. Allora facciamo a questi tre lirici, le più belle poesie di questi tre lirici, sì. È una maniera bella per dire
se sono poco, sono tante. Allora adesso vi devo solo fare due cose. Ah, i libri che l'hanno scritti Masnaya. Ah, i libri. Quindi i libri mica visto che io. Ah. Mamma mia, aspetta, guardi La scuola di Stato. Ecco, se chi girl sul sito, mamma che scuola, scuola di Santa Lucia, come se disparendo che sono tempo da parlare, quindi allora vorrei ricordare Grimelda, continuava con gli appuntamenti artistici, la lettura al professore e vabbè, poi degli appuntamenti che l'ho giunta come è successo in Grimelda, che però ricordo non è il primo test, ma è un appuntamento il 29 di aprile, che è in Giovia, che riguarda l'antico mestiere. Per io parlé è un mestiere che è ormai spedissimi EP, che però la fight grossa, la nostra il nome di Cuni, la provincia grande, di Dolmut, perché era picchiato a Borsa dal Mas. Il mestiere degli imbalsamatori, che una volta a Borghi erano tantissime famiglie che facevano questo lavoro, erano addirittura 80 famiglie, e poi dopo mamma è andata a perdersi. Noi si per mamma mostrare fevelli come si faceva questo lavoro, perché è un'autrice del libro, ha scritto il libro Gli imbalsamatori di Borgo San Dalmazzo, che porterà la documentazione, e ve ne racconto presente proprio questo lavoro, sia parlare di questo lavoro, l'imbalsamatura che ora per vivi però fa le sculture, perché ormai è un lavoro proprio, esiste quasi più questo lavoro sì. Comunque volevo parlare del ruolo didattico che l'ha questo antico mestiere, e oltre all'autrice Giuliano sarà sì con padre Ettore Molinaro, direttore del Museo di Storia Naturale Craveri di Bra, Giangalazzo Giuliano, che è l'imbalsamatore che vedi è scultore, e responsabile del Centro Recupero di Animali Selvatici di Bernezzo. Quindi per sapere che cosa di questo mestiere ormai è scopare, che però le serve tanto, al 29 aprile. Per l'ultima cosa, sì, una sfacciata, voglio dire che Grimelda l'ena onlus, diventa una onlus, e quindi per se avete voi giudesse riceve il 5 per 1000 che si può destinarsi alla dichiarazione dei redditi. Il 5 per 1000 non è un costo aggiuntivo per redditi, però se si avviene di destinarlo, fa piacere destinarlo a Grimelda, perché sa che lo dovrà per queste iniziative, sì, l'UMA dei vietinghi e basta mettere il codice fiscale insieme alla dichiarazione dei redditi, e per noi è vitale questa cosa, mentre che per redditi ne è imposto, non è una cosa semplicemente per i scegliere fe o l'infe. Ora vi fermi fuori, che io ho tutto il video da ste, e se vediamo al 29 aprile e per il secondo lunes di maggio. Ciao a tutti, buona